importanti della sua storia ultracentenaria, dall'atto di fondazione nel 1908 fino alla sfida per diventare campioni d'Europa per la terza volta. Quante emozioni, ricordi, personaggi della clip curata da Marco Mazzocchi e Marcello Bernardo, i trionfi dell'Inter di Herrera e la grande attesa per quella di Mourinho, alle prese stasera nell'atto conclusivo della Champions League con il Bayern Monaco, campione. Sono i brividi con i suoi tifosi ha fatto uno sforzo straordinario, 15.000 bandierine, 15.000 cartoncini, 2.900 metri quadrati di tela verniciata. È immenso lo stemma del club che i tifosi stanno facendo scendere decine e decine di metri e poi era il popolo interista, tutto l'abbraccio e anche Materazzi abbraccia questo fuoriclasse del gol che ringrazia il popolo nerazzurro come giocatore e come persona. Tutto in piedi lo stadio, la parte nerazzurra ovviamente. Mi ricorda, attenzione, in questo stesso stadio quando da avversari il pubblico del Real Madrid si alzò per la doppietta di Del Piero, Real Juventus. Adesso c'è stato un lunghissimo abbraccio tra Mourinho e Milito. Non avevo dato questo elemento statistico per scaramanzia. Ora al 46esimo e 40 secondi si può dire che nelle 3 finali di Coppa Campioni giocate a Madrid ha sempre vinto chi ha segnato per primo. Accadde a Real Madrid nel 57, al Milan nel 69 sull'Ajax e nell'80 al Nottingham Forest sull'Hamburgo. Ora questa tradizione viene confermata dall'Inter, cui manca davvero pochissimo, ormai meno di un minuto. Cosa pensa? 45 anni di distanza dalla seconda vittoria in Coppa Campioni. Ho sentito pure il presidente Moratti in questo momento, i ricordi, le gioie, il pensiero per il padre. Assolutamente, sono tutti pensieri che saranno nella testa di questo presidente che meritava assolutamente questa triplete, ma questa Coppa dei Campioni che è quella che a lui interessava di più. L'apoteosi è prossima ormai, si può dire, a 47 e 45 secondi, quando ancora attacca l'Italia con Robben, ancora un guizzo, ma la palla termina oltre la linea di fondo campo. Sta andando verso Vagano, mi sembra Mourinho, sì, gli ha stretto la mano, gli ha detto qualcosa all'orecchio. Si arriva adesso Carlo, il terzo e ultimo minuto di recupero. Tutti gli abbracci, tutta la Nerazzurro, dietro di lui Materazzi e via via sfilano i neocampioni d'Europa. 2 generazioni di tifosi dell'Inter questa scena non l'hanno potuta vivere in e adesso anche a Milano stanno seguendo questa fase attesissima, perché naturalmente il momento del tripudio è sempre più vicino quando verrà alzata la coppa, un cerimoniale che Platini ha voluto cambiare, riportare ai vecchi tempi, far salire i giocatori verso la tribuna. Credo che Salvatore Bagni, che è stato un grande giocatore, sia pienamente d'accordo. L'atmosfera è davvero straordinaria e devo dire che è anche ammirevole il fair play.